Di quella intervista e di quel servizio di report non era grave quante case fossero, secondo me, ma la sensazione che lei stesso dava di non trasparenza, cioè il problema che avevo io da spettatore era politico, non giudiziario, perché lei è stato assolto, non mi interessa se è una casa in più o in meno, ma la sensazione che non tutto fosse trasparente, in uno che ha fatto della sua trasparenza il punto di fondo, la sua intervista me l'ha data. Mi sono sbagliato? La ringrazio di questa domanda, però mi creda, e lei è un giornalista, lo sa meglio di me come funziona. Innanzitutto diamo un'informazione ai cittadini. All'esito di quel servizio, i cittadini, che abbia parlato di immobili e quant'altro, i cittadini hanno avuto la sensazione che io fossi titolare di 56 case e che addirittura le avessi comprate con i fondi del partito. Allora, al di là delle sentenze, è una boiata pazzesca, perché io non ho 56 case, ma sono proprietario di 3 appartamenti della masseria di mio padre. Poi c'è mia moglie che è proprietaria, ma mia moglie viene da una famiglia benestante bergamasca di notai e di avvocati, di 4 appartamenti. Quindi far credere di questa grande proprietà è una bufala pazzesca. Possono tutti i giornalisti, anche lei sarà capitato qualche volta di prendere una bufala. Ma non sono passati dei soldi da quelli del partito? No, quella cosa lì non ho capito. Aspetti, le sto dicendo. Primo, quindi togliamo la prima questione che riguarda la quantità, perché la quantità già fa impressione. Io non ci riesco mai a contare fino a 56, immagínate andare tutti i giorni a pagare le spese condominiali 56 case. La seconda cosa, fosse anche uno, non c'è un euro del partito, sono tutti fondi, di quelle poche cose che ho comprato, fondi di un mio lavoro onesto, dopo aver pagato le tasse, con cui ho comprato o ho venduto 1 o 2 o 3 case. Stabilito questo, l'altro problema è un altro, e su questo lei ha ragione. Su questo io non mi sono piaciuto, non solo lei. Però mi creda, lei fa il giornalista. Sì. Io con chi mi intervistava sono stato 2 ore e 40. E abbiamo parlato di tutto, mi sono aperto col cuore in mano come mi sto aprendo con lei, ma quando spegniamo, se lei prende la registrazione e lo dà a un suo operatore e gli dici prendimi soltanto quando Di Pietro, come al solito, gli si inceppa la lingua, prendimi Di Pietro soltanto quando ha sentito che mi stavo impicciando, prendimi soltanto i momenti che lo mettono in imbarazzo, e poi fai un'operazione di tagli e cuci e ci metti una domanda iniziale e una considerazione finale. Io vuole vedere che se proviamo anche da questa trasmissione esce un Di Pietro diverso da quel che sta dando anima e cuore e si sta fidando del suo interlocutore. Me lo deve dire, sa, perché quando stavo al TG3 20 anni fa spiegavo ai miei che in ogni caso mai bisogna tagliare un'intervista, ce la dai da punto a punto. Se ne dai solo una parte, riassumi tu il resto e dicendo questo è importante per questo. Ma apra una buona scuola, allora o apre lei una buona scuola di giornalismo, oppure voglio lavorare, Di Pietro, poi ci penserò. No, mi lasci dire, oppure prendiamo atto, è stato un film, un bel film, ma che non ha raccontato la realtà. La prossima, io ho tratto un grande insegnamento, che d'ora in poi parlo quando non si può tagliare in diretta, perché ci metto io il cuore e l'anima. Quando quelli tagliano le cuce, fanno film.